Allora, si commentavamo un po' il messaggio che è arrivato prima del B&B che diceva effettivamente c'è un po' di differenza, però siccome abbiamo pochi minuti dalla chiusura, mezzi, diceva il signore, il pagamento anche di Booking, perché è un mezzo per prenotare, quindi il web, quanta importanza ha? Il web ormai è l'avviamento di un albergo, vorrei dire. Nel bene o... Nel bene e nel male, come tutte le rivoluzioni, quando hanno inventato la macchina a vapore hanno licenziato una tipologia di operai, però per assumere dall'altra parte un'altra tipologia diversa per poter seguire la macchina a vapore. Credo che fra 20 anni ci rideremo perfino sopra, adesso è lacrime e sangue però per tante categorie, tante cose. L'attenzione è a non dipendere completamente da questi strumenti tipo Booking, perché il recente caso della Thomas Cook ci sta a insegnare che possono anche chiudere questi grandi tour operator. Con conseguenze, giusto che lei ha detto Thomas Cook, conseguenze pesantissime anche per noi, in certi paesi le Canarie, per dire, sono rase al suolo, perché le Canarie erano all'80% Thomas Cook. Le Canarie fanno le presenze del Veneto, forse anche qualcosina in più, per capirsi. Cioè avevano esclusive quindi? Avevano esclusive perché storicamente avevano le esclusive, poi tenga presente che è crollata Thomas Cook, ma conseguentemente le sue controllate, la Neckermann, che era la seconda agenzia tedesca dopo la TUI, dopo il gigante TUI, ma comunque era molto grande, la Neckermann è crollata anche quella, quindi trascinandosi tutti quelli che collaboravano con loro. Nel Veneto la situazione... Allora, in Italia Thomas Cook non era così pesante, così presente come era in Spagna. La Spagna ha stanziato 800 milioni di euro di prime misure per tamponare la situazione. L'Italia, come al solito, turismo, e quindi noi abbiamo chiesto delle misure compensative, pur avendo molto meno di quel paese. In Italia abbiamo ricevuto picche su tutta la linea, devo dire, col solito trend dei nostri governi che se ne fregano del turismo. Vi posso dare il dato in corpore vili, cioè il dato del Veneto, perché come Federalberghi Nazionale abbiamo fatto un censimento spedendo una mail a tutti gli alberghi, diteci quanto avanzate. Non tutti gli alberghi hanno risposto, ovviamente, primo perché tanti alberghi non ci lavoravano, però qualcuno magari si vergogna anche, eccetera, e comunque abbiamo un panorama di almeno una trentina, almeno il minimo, una trentina di aziende coinvolte nel Veneto, con aziende fuori anche oltre i 600.000 euro. Caspita, cifra da paura. Non è poco. Assolutamente. In Italia abbiamo aziende che avanzano ben più di 1 milione di euro. Quindi un danno rilevante. Un danno rilevante, d'altra parte dipende dalle dimensioni delle strutture. Per albergo mio 30.000 euro di danno già sarebbe una cosa grande, per un villaggio turistico che tiene 10.000 persone 600.000 euro sono in proporzione esatta, quindi non è da dire stupido l'albergatore, non è un piccolo albergo che avanza 1 milione di euro perché si è dato mani e piedi alla Neckermann o alla Thomas Cook. A struttura grande corrisponde credito grande. Assolutamente, siamo proprio in chiusura, un suo auspicio. Il mio auspicio è che i governi, che cambi la mentalità nei confronti del turismo da parte del sistema Italia. Il turismo può dare molto al sistema economico italiano, sta dando molto, potrà dare sempre di più, a patto che venga considerato come un settore economico come tale. Una crisi Thomas Cook equivalente che fosse capitata all'industria, ci sarebbe il tavolo permanente. Ci sarebbe il tavolo permanente presso il Ministero. Questo no, ma infatti le proporzioni mostruose, poi sarebbe bello anche poterne parlare, raccontare bene, perché effettivamente poco si è saputo. Io la ringrazio Presidente, buon lavoro a questo punto. Grazie a voi di averci seguito, aver partecipato con i vostri messaggi e noi ci vediamo domani. Grazie.